Buongiorno, oggi siamo ad Anguillara Veneta, alla Rocca di Borgoforte in via Gorgo. Già nel 1289 si registra una struttura fortificata con due torri a presidio del passo, traghetto o ponte per passare da una sponda all'altra sul fiume Adige, per entrare in territorio padovano dal Polesine. La rocca fu abbattuta nel 1374 per volere della Repubblica di Venezia e riedificata dai da Carrara, signori di Padova, nel 1378. Fu definitivamente presa e distrutta dai veneziani nel 1405 con l'uccisione del presidio carrarese che la difendeva e la prigionia del capitano comandante la guarnigione. Ora le fondamenta della rocca riaffiorano periodicamente, ma sempre più di frequente in concomitanza con il fiume in secca. Il forte di Borgoforte presumibilmente sorgeva su un'area golenale, dove il corso del fiume si restringeva. Non si esclude che il manufatto A, più a ridosso della costa, fosse separato dal B da uno stretto incanalamento del fiume.